Prego tutti, ovviamente non è scortesia, di stare in tempo. Brevissimo. No, perché per una strana coincidenza, come avviene in alcuni passaggi, per tanto tempo silenzio e poi nel giro di 10 giorni abbiamo avuto l'accordo, il protocollo tra Regione e Stato sugli appalti. Abbiamo la proposta, anzi, tentativo di costruire una legge, dunque come dire, seminario che oggi facciamo organizzato dal gruppo del PD, e domani a Treviso un convegno della CGIL regionale del Veneto insieme alle forze sociali e alla stessa giunta regionale per vedere di costruire un patto sulla legalità. Io mi chiederei, partirei proprio da questo dato, perché di colpo questo interesse? Perché veniamo, secondo me, da decenni di, vogliamo dirla, di sottovalutazione di questo fenomeno, che soprattutto in alcune aree del paese, non da quella da cui provengo io per evidenti ragioni di accento, ha sottovalutato pensando che questo fosse un fenomeno relegato soprattutto nelle regioni meridionali. E lo ha fatto anche per una ragione, che ha considerato il fatto che non ci fossero reati cruenti, va bene, un elemento di tranquillità che non creava e non destava allarme sociale. Invece proprio questa mancanza, che stranamente, per uno strano paradosso, testimonia che cosa? Che le forze, la criminalità organizzate che si sono insediate nelle regioni del nord hanno trovato, una compensazione, un equilibrio, sia negli affari, sia nei settori di competenza e sia nei territori da controllare. Se andate a vedere in quel libretto che ci avete consegnato, ci sono alcuni passaggi cruciali nella storia italiana in cui ci sono, un'accelerazione degli elementi della violenza. E quando avvengono questi? O quando cambia la natura dell'organizzazione criminale, pensiamo agli inizi degli anni '80, la criminalità organizzata diventa una grande holding finanziaria. Per fare quello che fa una grande operazione di eliminazione dei vecchi capi. Le nuove generazioni, rompono tutti quanti gli argini. Ce l'hai negli anni '90, quando comincia a fare un'operazione di trasformazione in sistema di holding che vuole trattare direttamente con i grandi poteri finanziari e statali, va bene, ce l'hai in questa fase, questa fase ha trovato invece, un giusto equilibrio al proprio interno. Seconda considerazione. Guardate, nei mesi passati c'è stata una lunga discussione nel Paese sulla modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Ricordo a tutti che quello regola la libertà di impresa. Sembrava una discussione, che tutto sommato non c'entrasse niente con tutto questo. Quando ripetutamente, in un Paese dove il tasso di illegalità è altissimo, e non è alto soltanto in una parte o in un'altra, è il Paese che ha un tasso di illegalità alto, liberare ogni possibilità di un controllo preventivo significherebbe aprire in maniera, drammatica ai poteri criminali già quello che stanno facendo, un'acquisizione, una possibilità di trasformarsi in economia legale. Perché loro hanno fatto questa operazione, ve la dico in termini classici, prima una grande operazione di accumulazione tipo capitalistico primitivo, avrebbe detto Carlo Marx, a un certo punto si sono trasformati in un capitalismo di tipo finanziario. Per fare questo non potevano stare nella regione del Mezzogiorno, non è che stavano ad Africa, voi immaginate ancora Rina, a Coppola e robe di questo genere, hanno dovuto fare e hanno penetrato largamente associazioni, strutture finanziarie, istituti bancari, guardate la vicenda Ligresti con tutto quello, guardate che siede in Mediobanca, cioè non è che stiamo parlando di persone che stanno ai margini, e hanno infiltrato moltissimo le istituzioni, Liguria, Piemonte, Lombardia, cioè vogliamo dirci che ci sono ormai 2 comuni della Liguria sciolti per mafia, altri uno sciolto in Piemonte, in Lombardia abbiamo
voto di scambio, che significa rapporto con la criminalità organizzata. Nella città di Reggio Emilia, dove proviene l'assessore, so che c'è una comunità antica di Cutro che controlla un pezzo, come dire, rilevante dell'economia legale. Allora che fare? Necessariamente, tanto bisogna potenziare, come è del tutto evidente, gli organi di contrasto e potenziare l'azione della magistratura. Anche su questo però bisogna essere chiari ed espliciti. Non c'è un problema soltanto di organici, che pure va fatto, di organi di polizia della magistratura, ma della parte di strumenti. Cioè, guardate che la mafia ha una capacità, e le mafie hanno una capacità di innovazione, anche di utilizzo tecnologico, estremamente sofisticato, altrimenti non riuscirebbero a fare queste grandi operazioni di contrasto. Combatterli con i pochi strumenti, con i pochi uomini, i pochi strumenti che abbiamo a disposizione, come la lotta di Davide con Golia. Si vince una volta, ma poi mai più nella storia dell'umanità. Termino, è necessario che ci sia una regolazione della spesa pubblica e gli appalti, la legislazione sugli appalti può andare bene, una legge regionale di contrasto va bene, ma è necessario, se si vuole contrastare davvero il fenomeno, partire da un principio, che il confine tra economia illegale e economia criminale è labilissimo, che non sono la stessa cosa, ma l'una, come dire, facilmente declina oppure è assorbita dall'altra. Per fare questo c'è una responsabilità anche degli attori sociali e sindacali, dell'impresa, per regolare tutto quanto il ciclo e per vedere come non solo sta sotto controllo, come dire, i grandi appalti, ma per esempio come difendiamo le produzioni dalle contraffazioni. Non è perché vengano da Napoli, perché abbiamo scoperto i laboratori qui. Il settore Conciari è stato, come dire, fortemente pervaso da una, come dire, combin criminale che ha visto imprese, consulenti, professionisti, tant'è che per difendere la produzione del calzaturiero del Brenta abbiamo fatto un vero e proprio accordo con l'associazione dei calzaturieri e sindacati per controllare tutta quanta la filiera, da chi fornisce, come dire, il materiale, chi fornisce tutto quanto, la catena dei subappalti. Questo è il senso della proposta che faremo domani, poi vedremo con gli interlocutori. Mi fa piacere che ci può essere una contaminazione in cui ognuno sa che cosa fare, perché c'è un pezzo che spetta, come dire, agli esecutivi, c'è un pezzo che spetta al Consiglio regionale e alla legislativo, e c'è un pezzo che spetta proprio a un sistema di relazioni strutturali in una regione che è la quarta realtà industriale, come dire, per la produzione di ricchezza del paese, e però anche la sesta per beni confiscati, il che vuol dire che siamo già avanti, ed è una regione molto particolare perché è regione di frontiera, insieme al Friuli, dove è più facile il collegamento tra le mafie, come dire, locali e le mafie soprattutto dell'est. Grazie Emilio.